Grazie mille, buonasera. Questa sera volevo affrontare con voi i problemi legati alla cyber security, però con una panoramica che mostri gli ultimi dati, mostri perché abbiamo un grosso problema da affrontare a tutti i livelli. Dicevo, infatti ho scritto cittadini, enti e imprese, perché in realtà tutti i tipi di organizzazioni, fino alla vita personale e privata delle persone, sono soggetti a quotidiani attacchi di questo tipo, ma in un modo, spero, con una carrellata piacevole e anche per non addetti ai lavori. Allora, partiamo dagli ultimi dati. Questo è il rapporto Clusit 2024, a brevissimo uscirà a marzo il rapporto Clusit 2025 e l'associazione di sicurezza informatica a livello italiano raccoglie ogni anno questi dati a livello mondiale e a livello dei singoli paesi, in particolare a livello del nostro paese dell'Italia, per andare a verificare quali siano gli andamenti dei dati negli ultimi anni. In particolare questi sono i principali incidenti cyber noti, poi vedremo perché dico principali e perché dico noti, a livello globale dal 2019 ad oggi. La riga che vedete tratteggiata, quindi in costante crescita, è la linea delle previsioni, quindi quello che noi ci aspettavamo come numero di attacchi, e vedete che nel primo semestre 2024, questo è il rapporto aggiornato ad ottobre 2024, quindi i dati sono piuttosto recenti perché analizza tutto il primo semestre del 2024, arrivano a 1637, quindi in estrema crescita, nonostante l'andamento fosse già in crescita. Quindi, come vedete, una situazione che peggiora. Chi sono gli attaccanti? Beh, tutti noi abbiamo l'idea così un po', se volete, romantica del ragazzino col cappuccio che fa l'hacker e si intrufola all'interno dei sistemi. Esiste anche qualche ragazzino, è esistito qualche ragazzino, ma in realtà la cyber security è un problema, come vedete da questo diagramma, è un problema tipicamente legato al cybercrime. Quindi esistono dei criminali, esistono delle vere e proprie organizzazioni criminali che pianificano, strutturano e si fanno pagare o riescono a incassare il riscatto per gli attacchi di cyber security. Quindi di fatto noi, quando parliamo di attacchi informatici, parliamo quasi totalmente di cybercrime, e infatti vedete che l'88% delle tipologie di attaccanti fa parte di questa categoria. Abbiamo anche altre piccole categorie legate all'attivism, e poi lo vedremo, al spionaggio e a quella che chiamiamo guerra legata alle informazioni. Quindi, come vedete, rispetto al secondo semestre del 2023 abbiamo un incremento di attacchi nel primo semestre del 2024 pari al 23%. Quindi pensate che questi dati erano già in grande crescita, quindi parliamo di percentuali di crescita su già dati in costante crescita, quindi è un dato davvero molto rilevante. E pensate che partendo da 5 anni fa, quindi dal 2019, praticamente la media mensile di attacchi noti, principali, quindi importanti, che sono andati a buon fine, è raddoppiata. Vedremo che la situazione italiana non è proprio uguale. Guardiamo le vittime. È cresciuta tantissimo il settore dell'healthcare. In realtà è cresciuto di alcuni punti percentuali, è il più colpito da incidenti cyber nel mondo in questo primo semestre, seguito da multiple targets, cioè attacchi che in realtà sono stati un po' come la pesca a strascico, sono andati a colpire sistemi in diversi settori. Moltissimi sono gli attacchi ai governi e alle pubbliche amministrazioni. Abbiamo una grande decrescita invece degli attacchi nel mondo finance e ICT. E guardate che appunto praticamente 1 su 5 nel primo semestre 2024 degli attacchi principali noti è stato nel settore dell'healthcare, quindi un dato piuttosto preoccupante se pensate a quanti dispositivi
e macchinari ci sono all'interno di questo mondo. Quindi era un mondo che prima non era al primo posto, è salito nel primo semestre 2024 di 4 punti percentuali, ma anche i multiple targets sono cresciuti. Come vi dicevo, invece in controtendenza rispetto a tutto il mondo dell'ICT e della parte di finance. E questo in realtà per le persone che si occupano di cyber security non è stranissimo, perché visti, come vi dicevo, la rilevanza del numero di attacchi e l'emergenza che si è creata all'interno del mondo ICT e all'interno del mondo finance, si è corsi ai ripari anche con quadri normativi di riferimento, quindi c'è tutto un regolamento proprio che si occupa della protezione cyber all'interno della finance con la DORA, quindi questo regolamento che poi vedremo quando parleremo un po' di normative, del quadro normativo, per cui in termini di sicurezza questi due settori stanno reagendo, per cui erano settori che tradizionalmente negli scorsi anni erano molto attaccati e invece nel 2024 si è invertita questa tendenza. Adesso a metà marzo uscirà il nuovo rapporto Clusit con i dati anche del secondo semestre 2024 e potremo andare a vedere se è confermato questo tipo di andamento. Per area geografica, quali sono i continenti più attaccati? Beh, di sicuro gli Stati Uniti sono il continente più attaccato, lo erano già prima, in realtà stanno migliorando, nel senso che in questo primo semestre 2024 abbiamo visto una diminuzione del numero di attacchi negli Stati Uniti, mentre un dato molto preoccupante è quello dell'aumento e della crescita del numero di attacchi nel continente europeo, perché come vedete il continente europeo è cresciuto di ben 6 punti percentuali, quindi praticamente vedete siamo al 29% e quindi un terzo degli incidenti noti colpisce il continente europeo. Questo diciamo così va visto in due modi. Intanto il primo, vedete che di fatto noi abbiamo un 8% sul continente asiatico. Ora sapete benissimo qual è l'impatto a livello lavorativo ed economico del continente asiatico, quindi diciamo un dato che suona molto strano, per quello che io vi dicevo i principali attacchi noti, perché in realtà abbiamo delle normative molto stringenti negli Stati Uniti e in Europa che adesso con questa nuova direttiva NIS2 obbligano le più grandi aziende che hanno degli impatti, ma anche diciamo le medie imprese e gli enti pubblici, quindi che hanno subito un attacco o hanno subito dei tentativi di attacco, a renderli noti in modo da mettere in sicurezza il prima possibile tutti gli altri enti o organizzazioni che potrebbero subire lo stesso tipologia di attacco. Mentre nel continente asiatico non abbiamo tutto questo, per cui insomma dai dati sembra che ci siano anche diciamo una disparità, perché obiettivamente a livello di impatto economico, anche come tipologia di settori, suona strano quell'8% di attacchi. Poi è anche vero che, vedremo anche dopo, questo è un legato tantissimo, e prima ne parlavo con alcuni di voi, a problemi geopolitici. Noi in questo momento abbiamo diciamo, due guerre molto vicine all'Europa che hanno fatto prendere delle posizioni a tanti paesi e come vedremo questo sposta moltissimo la bilancia dei cyberattacchi. Questo invece è un dato in continuo diciamo così, peggioramento, nel senso che è la severity, cioè la gravità degli attacchi. Cioè quando arriva un attacco, cosa fa questo attacco? Bene, praticamente non esistono più attacchi a basso impatto. Quando arriva un attacco, l'attacco è molto probabilmente o alto o critico come impatto. Quindi voi sapete che per l'analisi del rischio si va a vedere la probabilità e il danno che può fare questo attacco. L'81% degli attacchi che diciamo sono stati resi noti ha avuto una severity o critica o alta. Quindi diciamo, vedete che non c'è addirittura all'interno del panorama mondiale degli attacchi mondiali neanche un 1% di attacchi a basso impatto, è proprio completamente scomparso.
Quindi questo ci deve far riflettere sul fatto che soprattutto i settori più attaccati, come abbiamo visto l'healthcare, era cresciuto tanto negli ultimi anni, per esempio il settore dei trasporti, che tradizionalmente invece non era un settore tanto attaccato, e è cresciuto molto negli ultimi anni, l'anno scorso, e così cresce l'healthcare. Dobbiamo sapere che quando un settore è sotto attacco, in genere l'impatto potrebbe essere molto grave. Quali sono i modi con cui veniamo attaccati? In generale, e adesso poi vi racconterò brevemente cosa significano tutti questi tipi di attacchi. In generale, un terzo degli incidenti a livello mondiale, quindi il 34%, è dato da software malevoli che vengono installati, e quindi per esempio i famosi ransomware che criptano e poi tengono sotto scacco i sistemi, per esempio. Abbiamo un quarto degli incidenti circa che non è stato sufficientemente dettagliato per poter capire a quale categoria appartiene. Ci sono ancora con un 14% e un 8% gli attacchi che vanno a inficiare il delivery di un servizio, quindi la possibilità di erogare un servizio, che sono i famosi attacchi DDoS che ora vedremo, e tutta una parte legata a tecniche di social engineering, cioè quelle che insistono sulle persone, sul comportamento delle persone. Quindi l'altro punto da sottolineare è che sono avvenuti in questo primo semestre 2024 tantissimi furti di identità, molti di più di quelli che si erano riscontrati negli anni precedenti. E quindi quali sono questi tipi di attacco? Beh, vi dicevo, i malware. I malware sono dei malicious software, no? È la contrazione di malicious software, quindi sono dei software malevoli che si vengono installati, sono di vario tipo, infettano i dispositivi in genere rubando dei dati, oppure cercando di danneggiare i sistemi o bloccando un accesso, facendo in modo poi per esempio di avere un riscatto o quant'altro. Quindi trovano il modo di venire installati su un dispositivo, e questo fa sì che poi l'utente sia in balia di questi software. Le tecniche di phishing e di social engineering invece sono quelle che cercano di carpire informazioni alle persone, ingannandole. Sono quelle famose email che, ahimè, noi per fare formazione disegniamo tutti i giorni, in cui trovate dei link malevoli da cliccare, oppure che vi portano a pagine web in cui cercano di farvi inserire delle credenziali, oggi molto sofisticate, perché oggi avete visto tutto il grande mondo, diciamo, delle tecniche anche degli algoritmi di intelligenza artificiale. Questi software, queste applicazioni consentono di disegnare abbastanza bene, per cui un tempo si diceva attenzione alle email se hanno gli errori grammaticali o sintattici, eccetera. Oggi questa cosa non è praticamente più vera, perché vengono scritte delle email in un buon italiano con immagini credibili, per cui diventa molto difficile riconoscerle, e bisogna fare attenzione a qualche, poi vi darò qualche piccolo consiglio, bisogna fare attenzione a qualche avere qualche piccolo accorgimento. Quelli che vi dicevo prima sono gli attacchi DDoS, quindi un attacco che va a fare tante richieste, per esempio a una pagina web, no? Facendo in modo che, sfruttando anche qui tanti dispositivi a volte su cui ci sono installati dei piccoli malware, che però non vogliono rovinarvi il dispositivo, ma lo usano magari per fare tante richieste a un server tutti contemporaneamente, creando un traffico enorme, per cui poi voi trovate che il sito web è irraggiungibile, no? E ne vedremo qualcuno. Questi sono interessanti perché sono una tipologia molto frequente in Italia, e mentre avete visto che hanno una percentuale discreta ma non altissima nel mondo, in realtà sono piuttosto significativi in Italia. Poi ci sono degli attacchi contro i siti web o contro le applicazioni web, per cercare di manipolare o compromettere dei dati, ma ci sono anche attacchi che sfruttano invece delle vulnerabilità, perché voi sapete che i dispositivi o i software, anche quelli che comprate, quindi hanno delle vulnerabilità intrinseche, perché magari c'è stato qualche errore di programmazione o di progettazione,
Per cui a volte vengono sfruttati, infatti in quella parte del web che si chiama dark web, quindi quella parte un po' nascosta della rete su cui ci si scambiano informazioni non sempre, informazioni per bene, si possono trovare tutte le vulnerabilità che hanno determinati sistemi operativi, determinati microprocessori, e sfruttando quelle si ha una porta d'ingresso per andare a fare delle azioni malevole come installare dei malware o quant'altro. Il furto di identità, come vi dicevo prima, è una categoria che è diventata molto grande in quest'ultimo periodo e cerca di violare chiaramente gli account che sono diventati molto preziosi. Infatti vi leggete spesso, no? C'è stato un furto di credenziali in modo che, e quindi poi vi chiedono per favore di andare a cambiare tutti i vostri account, eccetera. Ma ci sono anche tante tecniche multiple, perché per esempio uno può decidere di farvi cadere nella trappola del phishing con un link, poi installarvi grazie al click su quel link un software malevole, quindi tante di queste tecniche possono anche essere combinate. Cosa succede in Italia? Vi dicevo, la situazione in Italia è leggermente diversa da quella che c'è a livello mondiale. Siamo un paese molto attaccato, ahimè un paese molto attaccato. Pensate che quasi l'8% di tutti gli attacchi che avvengono in tutto il mondo avviene in Italia. E questo, se pensate insomma alla dimensione dell'Italia a livello mondiale, dovrebbe già farci molto riflettere. Questo è dovuto a tanti aspetti, in parte al nostro sistema, nostro tessuto produttivo, che è fatto per lo più di piccole e medie imprese e che quindi hanno difficoltà anche a livello di risorse sia finanziarie ma anche umane e di competenze, di riuscire a tenere il passo e quindi di essere adeguate alla situazione, al continuo cambiamento che c'è anche di queste minacce, perché le minacce che io vi ho raccontato poi cambiano tutti i giorni, per cui capite che rimanere adeguati, naturalmente gli attaccanti hanno sempre un grande vantaggio, no? Rispetto a coloro che cercano di proteggersi, per cui non è semplice. All'interno, diciamo nel primo semestre 2024 abbiamo avuto questi 124 attacchi che, se guardiamo a livello globale, sono il 7,6%, vi dicevo, in diminuzione rispetto agli semestri precedenti, quindi insomma siamo non ottimisti, però stiamo cercando di fare di tutto per far sì che questo sia un trend costante, di costante diminuzione. Come vedete, ci sono in Italia delle particolarità. Se vi ricordate, a livello mondiale l'activism, cioè quella tecnica per cui tanti magari scontenti di alcune posizioni governative o comunque istituzionali vogliono manifestare il proprio dissenso, di solito usano questi tipi di attacchi, ecco, vengono identificati non come cybercrime ma come activism. E in Italia in realtà c'è un valore molto alto, perché circa un terzo, vedete, il 34%, quindi oltre un terzo, è a livello mondiale di activism è in Italia. E questo è molto, molto particolare, perché appunto è quasi il 30% in Italia, mentre a livello mondiale era al 6%. Quindi l'Italia ha un problema legato all'activism. Quindi se lo guardiamo, quell'88%, quindi quel quasi 90%, che era la quasi totalità degli incidenti a livello mondiale come cybercrime, in Italia cala al 70% di fatto, più o meno, no? 71%, mentre abbiamo questo un terzo di activism. Un'altra particolarità a livello italiano è che le vittime in Italia, quindi il settore più colpito, non è l'healthcare, che invece vedete scende al quinto posto, ma è il manufacturing, proprio perché in Italia abbiamo un tessuto produttivo differente, per cui in realtà il settore più colpito è quello manufatturiero. Quindi di fatto nel mondo un po' più di un quarto degli incidenti che sono avvenuti nel manufacturing è avvenuto in Italia. Pensate, è tantissimo, no? Anche se
dicevo, l'healthcare è al quinto posto, ma è cresciuto di più dell'80% come numero di attacchi rilevati. Mentre di nuovo anche qui abbiamo notato che in Italia è sceso sia il settore ICT che il settore della parte finance. Sono scesi tutti e due, quindi mostrano quella tendenza che vi dicevo anche a livello mondiale di maggior sicurezza e maggior capacità di resistere. Legato al fenomeno dell'activism che vi raccontavo prima, in Italia anche le tecniche di attacco sono molto diverse, perché se guardate i malware sono tantissimi, perché sono oltre la metà, ma abbiamo tantissimi attacchi di DOS. E perché tantissimi attacchi di DOS? Perché l'attacco di DOS è un attacco tipico dell'activism, cioè le persone che vogliono diciamo protestare, se volete, quindi farsi sentire con diciamo con mezzi cyber, in realtà usano la tecnica del denial of service, quindi di buttare giù un sito web, di renderlo irraggiungibile, di sovraccaricarlo, eccetera, come forma di protesta. Questo si porta dietro anche una differenza, vabbè, volevo far vedere, poi torniamo indietro, una differenza a livello di gravità degli attacchi. Perché se guardate in Italia, l'Italia si distacca dal dato internazionale, quindi non sono tutti alti e critici gli attacchi in Italia, tanti, oltre il 40%, sono attacchi di tipo a medio impatto. Perché? Perché c'è quel fenomeno del DDoS con l'activism molto forte. Cioè in Italia ci sono, diciamo, tante proteste, quindi tanto DDoS, quindi tanto denial of service, tanti siti web o reti sovraccaricate o server sovraccaricati, ma questo ha un basso impatto, perché finito l'attacco poi i sistemi sono ripristinati. Quindi diciamo così, anche a livello di gravità l'Italia si discosta dal dato. Abbiamo però in diminuzione, spero anche grazie al grande lavoro che facciamo tutti a livello di, conferenze, articoli, di diminuzione delle tecniche legate al social engineering, cioè quelle tecniche che, come vi dicevo, insistono sul comportamento umano, che spesso con troppa semplicità utilizza per esempio dispositivi USB che magari non sono proprio sicuri, oppure clicca un link trovato su un'app di messaggistica o anche su altre, quindi SMS, ma anche WhatsApp, oppure sulle email. E quindi insomma questo dato sta migliorando, c'è ancora molto da fare perché la consapevolezza non è ancora, diciamo così, a livelli significativi, però comunque un po' in diminuzione. Il 2025 non è cominciato nel migliore dei modi. Le nostre istituzioni sono tanto sotto attacco e poi vedremo che lo sono anche in questi giorni. Quindi guardate tra l'11 e il 13 di gennaio tutto quello che è capitato. C'è stato l'11 di gennaio un attacco al Ministero degli Esteri con il sito web, vedete? Tanti siti web compromessi, no? Compromesso da un attacco informatico, quindi insomma preoccupazione sulle informazioni gestite all'interno del sito web. Attacco al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, attacco ai Carabinieri, alla Marina e all'Aeronautica che mettono a rischio una serie di informazioni sensibili. L'attacco alle aziende di trasporto pubblico, come vi dicevo, fino a un anno e mezzo fa molto pochi erano gli attacchi nel settore trasporti, sono peggiorati e ahimè tra le vittime anche la nostra MT, che hanno causato disagi, no? E messo a rischio la sicurezza dei nostri dati. L'attacco al mondo finance 13 di gennaio, in Stesa San Paolo e Monte dei Paschi di Siena, vittime di attacchi, quindi hanno compromesso l'accesso ai servizi online e hanno causato disagi e chiaramente preoccupazioni riguardo ai dati finanziari. L'attacco ai porti, perché abbiamo anche tutta una serie di attacchi legati alle infrastrutture critiche, perché poi vedremo, diciamo parlando di cyber security, che non solo le reti, i siti web e la parte informatica è un problema. La domanda, diciamo così, è per ogni cittadino: ma perché cyber security? Perché? Da dove è arrivata? Come mai l'abbiamo chiamata così?
Beh, deriva da cybernetics, no? Che è un, diciamo così, un sostantivo inglese che però deriva da una parola greca, kubernetes, che significava una cosa completamente diversa, cioè timoniere. Qui siamo, no, nella società, nell'Accademia delle Scienze e delle Lettere, quindi mi sembrava giusto inserire anche un po' di riferimenti letterari, e ne avremo più di uno. Quindi l'idea era, per estensione, colui che guida o governa una città o uno Stato, ma in realtà fu un ingegnere, matematico e ingegnere, James Watt, no? Che tutti conosciamo, a utilizzarlo alla fine del XVIII secolo come termine prettamente tecnico. Quindi cominciò cybernetic a essere un termine utilizzato spesso nel mondo tecnico, e il primo fu proprio Watt. Quindi lui lo usò per descrivere questo funzionamento di un'apparecchiatura che era in grado di controllare questa velocità del motore a vapore. E poi a metà del 1900 Wiener, che era un matematico, definì proprio cibernetica questo studio del controllo e della regolazione o autoregolazione, no? Perché aveva ancora un po' a che fare con colui che guida, se volete, no? Con l'autoregolazione, macchine tramite trasmissione ed elaborazione di informazioni che venivano dall'esterno, quindi questa autoregolazione con le informazioni che venivano dall'esterno. Sempre di più però poi questo termine divenne relativo alla sfera tecnica, rimase nella sfera tecnica e divenne sempre di più appannaggio non solo della sfera tecnica, ma della sfera legata al mondo dell'elettronica e dell'informatica. E allora che cos'è la cyber security? Beh, la cyber security di solito è molto divertente, perché in realtà naturalmente quando uno poi vuole dare una definizione, le definizioni sono sempre vaghe e difficilissime da reperire, no? Non ha una definizione ben precisa. Pensate che la European Agency for Cyber Security, che si chiama ENISA, ha rilasciato addirittura un paper di fatto in cui dice no, ma cyber security in questo contesto vuol dire più questo, in questo contesto vuol dire più quello, in questo contesto, quindi di fatto praticamente un paper, una brochure che dice in quanti modi e in quanti contesti viene usata in modo diverso la parola cyber security. Comunque di fatto generalmente si intende l'insieme di quelle tecnologie, di quei processi e di quelle strategie che sono volte a proteggere il cyberspazio. Cos'è il cyberspazio? Il cyberspazio è un ambiente digitale che è costituito sì dalle reti informatiche, da tutti i sistemi di comunicazione, dai dati, da tutto quello che noi ci scambiamo, ma che di fatto per estensione include anche i dispositivi stessi. Quindi include anche la rete fisica, include anche i dispositivi mobili, eccetera. Ha un obiettivo. E l'obiettivo è garantire un principio fondamentale all'interno per chi di voi si occupa di elettronica e di informatica, questo è un principio fondamentale da sempre, cioè il principio della confidenzialità, dell'integrità e della disponibilità. Quindi noi dobbiamo proteggere tre cose sui dati. Dobbiamo fare in modo che siano protetti da accessi non autorizzati, che siano disponibili quando a noi sono necessari e che siano integri, cioè che nessuno li abbia manipolati. Questi sono i tre punti fondamentali. Ma il cyberspazio? Perché dobbiamo proteggere la cyber security all'insieme, no, delle tecnologie, dei processi e della governance che protegge il cyberspazio. Ma che cos'è il cyberspazio? Beh, il cyberspazio è un'invenzione di uno scrittore molto famoso, bravissimo, William Gibson, che lo usò per la prima volta all'interno di un suo racconto nel 1982. Quindi lui, la prima volta che leggiamo esiste lo cyberspazio, che cos'è lo cyberspazio, è nella notte che bruciammo Chrome. William Gibson disse che l'idea gli venne guardando dei ragazzini in una sala giochi che giocavano ai videogiochi, e è molto bello perché dice che questi ragazzini sembravano così immersi in questo mondo, così interessati, che sembravano volerci entrare dentro a questo mondo dei videogiochi, e quindi che questo mondo era bello, era lucente, era veloce, e così lui si immaginò che esistesse un mondo dei videogiochi e che tutti questi videogiochi coesistessero in un enorme grande spazio che chiamò il cyberspazio. Quindi la prima volta che qualcuno nominò il cyberspazio fu uno scrittore, fu William Gibson. Ma
come vi dicevo, il cyberspazio è uno spazio virtuale, lui le pensò come il grande spazio dei videogiochi all'interno dei quali volevano entrare questi ragazzini. In realtà è un mondo oggi virtuale, perché è quello con cui ci scambiamo i dati, è quello con cui ci facciamo tutte le interconnessioni, eccetera. Ma come vi dicevo, per estensione, in realtà il cyberspazio comprende anche le reti stesse, comprende i dispositivi, e quindi in realtà dobbiamo stare attenti, perché proprio come abbiamo visto da quelle tecniche di attacco, alcune molto legate alla tecnologia come i software malevoli, ma altre legate a mondi più legati alla psicologia come le tecniche di social engineering, la protezione non può essere una protezione tutta tecnologica, quindi non basta introdurre tecnologia per difenderci. E da qui naturalmente nascono i 3 grandi pilastri della cyber security, che sono una protezione su 3 mondi differenti: la tecnologia, naturalmente, perché come potete immaginare proteggersi con dei firewall, con degli antivirus, con la crittografia, con l'intelligenza artificiale, chiaramente ci permettono di difenderci molto velocemente e molto bene, ma ci vogliono i processi, quindi bisogna saper fare un'analisi del rischio, bisogna monitorare continuamente tutte le reti, bisogna saper reagire a un incidente, bisogna sapere a qual è il quadro normativo a cui conformarsi, e quindi ci vogliono dei processi. E diciamo così, il pilastro fondamentale, le persone, che sono spesso l'anello debole della catena, come vi dicevo, perché interagiscono con la tecnologia in modi che a volte non sono appropriati. E quindi la prima arma di prevenzione e di difesa è la consapevolezza delle minacce informatiche. E quale fu il primo attacco della storia? Beh, questa è una storia molto divertente, perché il primo attacco della storia fu fatto da questo giovane ricercatore, questo all'epoca ragazzo, che decise nell'88, Robert Morris, ebbe una brillante idea. All'epoca non c'era ancora proprio internet come lo conosciamo oggi, c'era una rete, quella rete famosa che ha anticipato internet, che era ARPANET, e lui decise di creare un piccolo software. Lo fece per ricerca, non lo voleva fare per creare un danno a qualcuno. E lui decise che era bene provare a creare un piccolo software che potesse entrare in tutti i nodi della rete per cercare di capire quanto fosse grande, perché si era allargata questa rete. Allora lui disse: beh, andiamo a cercare di capire. È una grande idea, no? Con un problema, il problema che questo, che era diciamo un worm, quindi uno di quei virus che si propagano tantissimo all'interno dei nodi della rete, perché il suo scopo era andare a rilevarla, non voleva praticamente rilevare il perimetro, quello che oggi chiameremo il perimetro cyberfisico di questa rete. Lui voleva rilevarla, ha pensato: beh, faccio un worm che si autoreplica, va da un nodo all'altro, e creò un disastro completo, no? E se ne accorse a un certo punto, cominciò di notte, alle 2 di notte, a telefonare: ho avuto un caos terribile, aiutatemi, eccetera eccetera. Ma era un problema, perché questo virus si replicava tantissimo, questo worm si replicava tantissimo, quindi i PC rimanevano senza potenza di calcolo, diventavano praticamente inutilizzabili, quindi un danno terribile. Di fatto praticamente negli Stati Uniti colpì un computer su 10, nelle università c'erano Stanford, Berkeley, la NASA, eccetera, tutti colpiti dal worm di Morris, e diciamo così, con un danno enorme. Quindi un danno che è stato stimato tra i 100.000 e i 10 milioni di dollari. Quindi diciamo così, nessun altro attacco fu il primo, nessun altro attacco poi negli anni avrebbe causato così tanti, così, insomma, un danno anche così esteso a livello di numero di insomma, PC e dispositivi colpiti. E lui, poverino, aveva fatto un danno mica da ridere, però probabilmente non voleva, diciamo, voleva fare una cosa a fin di bene, e in realtà il danno ci fu, e lui venne condannato, come vedete, a centinaia di ore di servizi sociali, la multa e 3 anni di libertà vigilata. Ha avuto poi una grande carriera, e quindi, insomma, diciamo così, perché in realtà aveva delle grandi idee. Ma attacchi continui.
spesso poi facciamo vedere quella mappa che si aggiorna in tempo reale, c'è una mappa in rete, se la cercate, in tempo reale, con tutti gli attacchi che di secondo in secondo avvengono all'interno del mondo, con la traiettoria, chi attacca che cosa, eccetera, è veramente impressionante. E io oggi non l'ho portato e non sapevo se avremmo avuto la connessione, quindi ho lasciato perdere, ma gli attacchi di questi giorni, vedete, quindi per esempio attacchi di DOS inondano l'Italia, questo ve l'ho messo perché dopo le dichiarazioni di Mattarella sulla Russia ci sono stati una serie di, parlavo prima di activism, ci sono stati una serie di attacchi di DOS che ci hanno inondato, no? Oppure quel famoso attacco fatto con l'intelligenza artificiale, quindi tecniche di social engineering. Avete visto a tanti diciamo persone in Italia molto famose per chiedere che venissero fatti dei bonifici, quindi l'intelligenza artificiale usata come... e anche qui insomma bisogna controllarsi. Ma dobbiamo anche stare attenti diciamo, la nostra attenzione deve essere anche ad un altro punto. Abbiamo parlato finora di attacchi alle reti informatiche. In realtà la cyber security non è solo un problema di reti informatiche. Infatti il primo e più famoso attacco che alzò la soglia dell'attenzione da questo punto di vista fu un altro worm che si chiama Stuxnet, che nel 2010 fu, diciamo così, dicono creato dagli Stati Uniti per distruggere una centrale nucleare iraniana. Quindi cosa accadde? Accadde che un addetto trovò una pennetta USB, quindi a volte vedete per fare degli attacchi non occorrono armi vere e proprie, ma può bastare una chiavetta USB. In questa chiavetta USB naturalmente c'era un programma sofisticatissimo che andava a modificare la configurazione delle centrifughe di arricchimento dell'uranio. Per cui un addetto lo inserì nei sistemi della centrale perché fu lasciato in prossimità e naturalmente rovinò completamente la possibilità di utilizzare queste centrifughe. E pensate che 10 anni dopo, quindi nel 2020, non tanti anni fa, ci fu il famosissimo attacco, un altro famosissimo attacco al Colonial Pipeline. Parliamo di settore energia, quindi infrastrutture energetiche, che ha compromesso le linee di produzione per settimane. E lo Stuxnet è considerato uno degli attacchi più pericolosi della storia. Di fatto io ve l'ho riportato perché ha fatto la storia dei malware, perché se pensate che tipo di programma e che tipo di attacco attraverso una pennetta USB, cosa ha dimostrato? Ha dimostrato che sotto attacco non ci sono solo le reti informatiche, i siti web, i dati. Ha dimostrato che sotto attacco ci possono essere delle vere e proprie infrastrutture fisiche, perché questa pennetta USB ha distrutto la possibilità di arricchire l'uranio con queste centrifughe, quindi ha rovinato, e così per tante linee di produzione connesse, tante macchine connesse accessibili da remoto possono essere riconfigurate o possono essere attaccate attraverso la rete informatica. Quindi noi parliamo di vari domini della cyber security. Vedete che la sicurezza delle reti è una, ma c'è la sicurezza delle informazioni che è abbastanza comprensibile, così come quella delle applicazioni. C'è tutta una parte diversa legata alla sicurezza del cloud, e quella di cui vi parlavo adesso è invece la sicurezza industriale legata all'operational technology. Abbiamo poi tutta la parte legata agli accessi e quindi anche al fattore umano, e tutta una parte legata ai dispositivi, perché anche i dispositivi mobili, quindi pensate alle videocamere connesse in un sistema di sorveglianza, e spesso sono collegate alla rete, oppure delle stampanti in certi enti pubblici che sono in luoghi magari che possono essere raggiunti da persone esterne, non persone che hanno accessi, non sono in posti difficili da raggiungere. Tante, ci è già capitato, ahimè,
tante sono collegate direttamente alla rete dell'ente, e quindi pensate a un'azienda che ha il suo sistema di videosorveglianza, vede le immagini, le salva, ma di fatto poi magari le credenziali di accesso sono rimaste quelle con cui era stata comprata la videocamera di sorveglianza, però è collegata alla rete, quindi da quella si potrebbe facilmente poi entrare, e quindi sono attacchi che hanno a che fare con l'internet delle cose, diciamo, perché le telecamere sono cose e quindi il loro collegamento permette di entrare poi nella rete informatica. Uno dei problemi principali a livello di cyber security è quello della supply chain. Infatti all'interno delle normative, le ultime, in particolare della direttiva NIS2, che impatta tantissimo le medie e le grandi imprese di tutta l'Unione Europea, di fatto si chiede di fare come prima cosa un'analisi di tutti i fornitori, perché i fornitori spesso sono la chiave per poter poi avere delle informazioni importantissime e poter fare degli attacchi personalizzati molto verticali alle aziende, per poi usare tecniche di social engineering, rubare i dati o le identità, entrare e quant'altro. L'attacco che vi dicevo, quindi tutti questi vari attacchi, in realtà stanno anche ridefinendo tantissimo e ridiscutendo problemi di natura geopolitica, perché anche le guerre, non so se avete seguito, ma anche le guerre che ahimè ci circondano, sono guerre ibride, sono guerre in cui gli attacchi fisici spesso seguono attacchi informatici molto gravi, attacchi alle infrastrutture, come vi dicevo prima, quindi attacchi ai sistemi ferroviari, attacchi ai sistemi radar per l'aeronautica, attacchi alle infrastrutture elettriche per eliminare per esempio la corrente in alcuni posti. Pensate, se uno riuscisse a togliere la corrente a un grande ospedale, quanti danni e quanti morti provocherebbe. Ecco, quindi diciamo così, si tratta di quella parte della cyber security legata alla cyber warfare, quindi alla guerra cyber, che oggi ahimè sta diventando uno dei principali problemi. Infatti avevo seguito una conferenza di un ufficiale dell'esercito che diceva: oggi uno dei maggiori investimenti lo facciamo sulla cyber security, perché tutti i nostri sistemi sono connessi, abbiamo bisogno di essere connessi, ci servono i dati, ma di fatto questi sono un veicolo di vulnerabilità grandissima, per cui tutto è connesso. E quindi pensate, cioè, spegnere i radar o quant'altro. Abbiamo visto l'attacco in Israele che è partito da un attacco cyber, abbiamo visto gli attacchi in Ucraina che sono sempre cominciati con attacchi di cyber security. Quindi cyber security è un punto nevralgico oggi della vita di tutti noi, della vita anche delle aziende e degli enti, come avete visto, e è molto legato alla difesa. Per questo è stata istituita l'Agenzia per la Cyber Security nazionale, per la cybersicurezza nazionale, che tutela l'interesse nazionale, perché chiaramente deve fare in modo che ci sia una strategia nazionale di cybersicurezza, e è fondamentale che tutti si attengano. Adesso appunto proprio per gli adempimenti legati alle nuove normative europee, l'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale vigila che tutte le aziende, i grandi enti e le grandi infrastrutture critiche si adeguino alle necessità legate alla sicurezza, proprio per garantire la resilienza di tutti i sistemi. Ma qual è questo famoso quadro normativo di cui vi ho parlato finora? Beh, allora, su tutti è importante. Il GDPR lo conoscete, è un regolamento sulla privacy che naturalmente è legato, perché naturalmente parla di dati e di informazioni, quindi come potete immaginare è molto legato alla sfera della cyber security. Ma oggi la fa da padrone in assoluto la direttiva NIS2, che è stata recepita in Italia col decreto legislativo 138 del 4 settembre 2024, quindi insomma prima, alla fine dell'estate scorsa. Il Cyber Security Act, che rafforza il ruolo dell'Agenzia Europea per la Cyber Security ENISA e comincia a inserire anche un quadro per le certificazioni, la direttiva CER per le infrastrutture critiche, e quella che vi dicevo prima, regolamento invece nel settore finanziario, il regolamento DORA, che
è già vigente, che quindi vedete infatti che anche il settore finanziario ha avuto un adeguamento, quindi anche il numero di incidenti sono diminuiti. A questo si unisce il nuovo regolamento macchine che dal 2027 imporrà la cyber security e la cyber safety, perché se una persona da remoto danneggia una macchina, questa macchina può fare dei danni alle persone. Quindi c'è un discorso non solo di cyber security ma di cyber safety, cioè di sicurezza fisica delle persone, legata al fatto che una persona può da remoto, per esempio, creare dei problemi a un mezzo di trasporto. Quindi insomma un attacco di quel genere potete immaginare diciamo così, che impatto possa avere sulle persone. E per questo c'è un framework, quindi delle linee guida a livello nazionale che indicano quali sono tutte le linee guida da seguire, quali sono gli adempimenti, quindi a livello di processi ma anche di formazione, come vi dicevo, un framework nazionale adesso in evoluzione, perché discende da un framework americano fatto dal NIST, e quindi NIST l'anno scorso ha cambiato il proprio framework, che è passato dal framework 1.1 al 2.0, in cui c'è una grandissima parte, se vedete, legata alla governance della cyber security, che poi si è scoperto essere davvero un punto fondamentale, e che quindi fa sì che si abbia un quadro di riferimento, un framework di riferimento per andare a verificare quali sono le linee guida e gli adempimenti che tutti devono fare. Ho pensato di concludere dandovi qualche suggerimento. Quindi come ci si fa a proteggere? Quali sono le cose principali a cui dobbiamo stare attenti? Dobbiamo proteggere le nostre credenziali. Come facciamo? Beh, dobbiamo utilizzare delle password forti, uniche per ogni account, quindi non dovete riutilizzare le stesse credenziali per tutte le applicazioni. Lo so che è noioso avere tante password, ma è necessario. Attivare dove possibile l'autenticazione a almeno 2 fattori, quindi fare in modo che vi arrivi l'SMS. Lo so che sono tutte procedure molto noiose, ma questo vi mette in sicurezza moltissimo, perché dovrebbero avere non solo le vostre credenziali di accesso ma anche il vostro cellulare su cui arriva per esempio il token. Evitare di salvare le password, quindi fare in modo che non siano tutte salvate nel vostro dispositivo. Proteggere i vostri dispositivi, i vostri dati, quindi fate gli aggiornamenti, aggiornate i sistemi operativi, aggiornate le applicazioni, i software antivirus, eccetera, perché tutte le volte che rilasciano un aggiornamento spesso è perché hanno scoperto che c'era una vulnerabilità, quindi lo rilasciano. Nel frattempo nel dark web tutti dicono: ah, guardate che quel sistema operativo lì, eccetera, ha la vulnerabilità tal dei tali, potete fare questo e quello, e gli danno il pezzo di codice. Quindi è bene aggiornarlo subito in modo che anche quella cosa lì sia neutralizzata. Utilizzare, specie nelle aziende, ma insomma gli antivirus su tutti i dispositivi, ma anche firewall, in modo che vengano bloccati malware o accessi non autorizzati. Fate dei backup periodici e frequenti sui vostri dispositivi dei vostri dati, in modo che c'è una regola: non va tenuto naturalmente sullo stesso dispositivo e non sulla stessa rete, perché se entrasse un ransomware cripta tutto, compreso il vostro backup, sarebbe un disastro. Purtroppo ahimè a qualcuno è capitato. E va sempre salvato anche in un altro posto. Di bene avere un backup magari su un hard disk da qualche parte e un backup magari sul cloud. Poi bloccate i vostri schermi dei vostri dispositivi quando non ci siete, perché non si sa mai, e poi anche perché quando vi abituate a un determinato comportamento, perché giustamente uno dice: beh, ma sono in azienda da me, sono tutto con i miei colleghi eccetera, non ho bisogno di bloccarmi lo schermo. Poi però tendiamo a fare sempre le stesse cose, quindi poi ci troviamo magari da un'altra parte e tendiamo a non bloccare lo schermo perché non siamo abituati. Quindi attenzione, bloccatelo sempre, in modo che così disinnescate questo comportamento un po' facile, per cui non lo lasciate attivo anche poi quando magari siete presso un'altra azienda o presso un luogo pubblico. Naturalmente non cliccate su link sospetti, questo lo diciamo sempre, ahimè secondo me
dirlo, funziona fino a un certo punto, nel senso che le persone purtroppo hanno bisogno di cadere in campagne di phishing simulato, secondo me, per poi smettere di cliccare questi link in modo compulsivo. Non se vi arriva via email, ma neanche via SMS, via WhatsApp, via social media, in qualunque modo. Controllate il mittente se è legittimo, non vi fidate delle apparenze, perché spesso cambiano pochissimo, cambiano una I maiuscola con la L minuscola, cambiano delle cose minime per cercare di così confondervi, quindi attenzione, guardateli bene davvero gli indirizzi o gli indirizzi web, andate sopra il link senza cliccarlo, guardate dove vi porterebbe via internet e vi accorgete subito se c'è Microsoft con l'1 invece che Microsoft con la I, ecco, quindi insomma, perché fanno cose di questo genere. Naturalmente non scaricate allegati, neanche i PDF, perché ancora ci sono troppe persone che credono che col PDF invece no, stiamo tranquilli. No, neanche i PDF. Proteggete le vostre connessioni, quindi non andate in aeroporto e usate il wifi pubblico, no, usate l'hotspot del vostro cellulare, utilizzate delle VPN se lavorate da remoto e vi collegate a dei sistemi aziendali o quant'altro, e verificate che il sito abbia il protocollo sicuro, quindi quando vi dicono attenzione che la connessione non è sicura, non ci andate. Limitate la condivisione di vostri dati personali, perché questo riesce a personalizzare gli attacchi nei vostri confronti o nei confronti della vostra organizzazione. Quindi quando scrivete sui social media state attenti, perché spesso ci sono troppo dati personali e sui social media è facilissimo riuscire a fare perfettamente l'anagrafica della persona che vogliamo attaccare e quindi poi spacciarci per qualcuno amico, sapendo anche magari qualcosa di personale di fatto insieme o quant'altro. Controllate le impostazioni della privacy che avete sui social media eccetera, per fare in modo che terzi non autorizzati non possano guardare i vostri profili, e soprattutto siate consapevoli delle minacce, perché in momenti anche come questo, e ringrazio tanto il presidente Pestarino per avermi invitata, sono momenti di sensibilizzazione che consentono a tutti noi di sapere che c'è un problema nella connettività. Il digitale è non solo perché io me ne occupi e lo ami particolarmente, ma è un mezzo che garantisce un'efficienza e un'ottimizzazione eccezionale, quindi noi non ne possiamo fare a meno. La verità è che naturalmente ha cambiato il perimetro a cui eravamo abituati, per cui siamo tanto abituati alla sicurezza fisica, ma siamo molto meno abituati alla sicurezza cyber. Quindi tenetevi informati anche sui tipi di truffe che ci sono, eccetera, in modo da essere sempre aggiornati, e parlatene. Raccontatelo ai ragazzini che tendono a cliccare tutto, alle persone magari più anziane che magari anche non vedendo bene hanno difficoltà a distinguere magari un mittente da un altro o quant'altro, e facciamo in modo di mantenere quel dato in miglioramento legato alle tecniche di social engineering che abbiamo visto in diminuzione. Grazie mille a tutti. Grazie Giorgia per questa carrellata di problemi. Certo, la vita è migliorata perché abbiamo degli strumenti con cui facciamo delle cose strabilianti, però i problemi di sicurezza e i rischi che abbiamo sono altrettanto aumentati, quindi insomma c'è da preoccuparsi. Noi come Accademia riceviamo praticamente quasi ogni giorno un'email PEC da Intesa San Paolo, scritto anche col logo dell'Intesa San Paolo, ma non sono, perché se io ci vado a guardare l'indirizzo e quindi li buttiamo via. Però regolarmente noi riceviamo 2 o 3 di queste PEC. Sì. Perché nelle organizzazioni o nelle aziende ci difendono le persone addette alla, diciamo, afferenti all'IT manager o al CISO. A casa in realtà se non abbiamo noi delle difese spesso riceviamo comunicazioni che non sono comunicazioni reali, e quindi diciamo a casa dobbiamo essere ancora più attenti. Bene. Lascio lo spazio alle domande e poi però ne ho alcune anch'io da fare. Prego.
Allora, aspetta, comincia una alla volta. Prego. Un caso particolare molto rilevante mi sembra la protezione delle biblioteche e dei patrimoni librari quando vengono trasferiti su supporti digitali. Negli ultimi mesi dell'anno scorso il Financial Times aveva riportato che la British Library ha subito un grave attacco che per una quindicina di giorni l'ha messa fuori uso. In un'altra occasione è andato a perduto un'opera importantissima di ricerca sul Domesday Book che la BBC aveva fatto negli anni '80. E anche 2 settimane, la penultima domenica, il Sole 24 Ore aveva segnalato in un articolo questo grave problema, non solo per quanto riguarda gli attacchi, ma più in generale per la conservazione dei dati. Ci sono certe biblioteche che sconsideratamente hanno alienato i patrimoni e trasferito tutto su dati digitali, mettendo a serissimo rischio interi patrimoni di conoscenza, la disattivazione anche di molti collegamenti di ricerca che non sono più disponibili. Grazie. Un'altra domanda? Un'altra domanda, ma soprattutto prima voglio congratularmi con te perché è la prima volta che ho un'informazione completa e anche direi approfondita su questo tema. Quindi proprio questa era nei tuoi obiettivi. Si è visto che uno degli obiettivi, alla fine ce l'hai detto, è dare un'informazione per essere pronti di fronte alle sfide e anche ai rischi che ci sono con la cyber security, ma in genere su tutto il tema delle trasmissioni attraverso internet, attraverso i nostri dispositivi, eccetera. Quindi molto utile. La mia domanda è: questo sforzo di informazione, di rendere consapevoli le persone, secondo te è adeguato? Per esempio nelle scuole c'è una parte che veramente dovrebbe essere dedicata in maniera precisa su questo tema? Nelle università si affronta questo tema in tutte le facoltà, non solo in quelle che seguono i temi dell'informatica, eccetera. E Confindustria, Confagricoltura, Confesercenti, Confcommercio, parlo di tutti quelli che sono. Hai detto tu, l'Italia è particolare perché in Italia c'è una piccola e media impresa, una grande maggioranza. Il 90% delle imprese in Italia sono di piccole e medie dimensioni. Quelle sono le più esposte. C'è uno sforzo forte di informare e rendere consapevoli e quindi attivare una difesa del sistema industriale italiano? O c'è qualcosa che manca? Una domanda invece per capire meglio. Rispetto agli attacchi riusciti, quanti sono i tentativi di attacco che vengono bloccati? Ma questo è importante, cioè bisogna capire che c'è un sistema che ci difende. Grazie e complimenti. Grazie mille. Allora, a livello di scuole e di università in tutte le facoltà, io credo che si debba ancora fare un grandissimo lavoro, perché in realtà noi pensiamo ai ragazzi che sono nativi digitali, ma nativi digitali significa che loro toccano tutto, schiacciano tutto e si collegano a tutto. In realtà non hanno una consapevolezza del digitale come l'avevamo noi, che di fatto noi avevamo il nostro mondo a casa, poi ci connettevamo alla rete, quindi abbiamo questa idea del connesso e del non connesso. Loro vivono in un mondo che è sempre tutto connesso, per cui il reale e il virtuale sono sempre collegati e loro non ne riescono a percepire il confine, e secondo me invece è un'attività che nelle scuole andrebbe fatta e noi la stiamo iniziando a fare con il CLUSIT, che è questa associazione italiana di sicurezza informatica, che ha un programma per le scuole che secondo me è fondamentale, perché in realtà come dicevamo parte proprio soprattutto dalla consapevolezza delle persone la riduzione di questi attacchi, e si vede perché da quando abbiamo cominciato anche nelle imprese a dirlo e a fare
fare degli sforzi per intraprendere una formazione, e quando le normative hanno cominciato a imporlo, la riduzione del numero di attacchi andati a buon fine c'è, ma secondo me c'è ancora tantissimo da fare all'interno delle scuole. Per quanto riguarda invece la rete di Confindustria, le reti del Confcommercio, Confesercenti eccetera, l'anno scorso noi abbiamo sviluppato come Star 4.0, io sono stata in questo gruppo di lavoro, siamo stati insieme all'altro Competence Center a Roma, Cyber 4.0, 2 colleghi di Piemonte Innova e una collega del DIC Liguria, abbiamo elaborato noi 5 un modello che poi è stato preso da Confindustria Nazionale e è diventato il modello ufficiale per tutti i cyber security assessment di tutto il territorio nazionale, e allo stesso tempo abbiamo elaborato un modello che si chiama PID Cyber Check per tutta la rete dei punti impresa digitale di tutte le camere di commercio italiane. E quest'anno è appena uscito il nuovo, e è un bel modello perché è un modello per le micro e le piccole, è gratuito, e per cui basato sul framework nazionale eccetera, per cui cosa succede? Che le aziende possono farlo gratuitamente e poi dopo aver fatto determinati adeguamenti possono rifarlo per vedere come la loro postura di cyber security è cambiata nel tempo. Quindi stiamo cercando, infatti io in questo periodo faticosamente lunedì di nuovo avrò un'altra relazione, perché lo stiamo facendo con tutte le camere di commercio che ci stanno chiedendo per favore di spiegare alle loro imprese, quindi naturalmente una volta a Firenze, una volta a Verona, una volta a Parma, una volta a Genova, e quindi insomma lo stiamo facendo con la Camera di Commercio di Genova. Ha fatto un lavoro eccezionale perché ha già fatto 2 corsi di cyber security a tutte le piccole e medie imprese che volevano iscriversi. Per cui insomma un lavoro veramente rilevante. Tantissimo secondo me c'è da fare a livello di istruzione. E invece mi devo ricordare la seconda domanda che era? Ah ecco, no, allora il numero di attacchi è impressionante perché ce ne sono milioni e milioni in continuazione. Infatti c'è questo sito che poi se volete vi indico, in cui in tempo reale c'è la mappa con tutti, e ci sono sì, e ci sono un sacco di devo ricordarmi come si chiama. Vabbè, allora, ci sono un sacco di attacchi in continuazione, e vedi in continuazione queste righe a livello mondiale che si muovono, e sotto c'è il contatore. Sì, e sotto c'è il contatore e tu vedi milioni e milioni, centinaia di... Però Antonio chiedeva anche quanti sono stati bloccati, se ho capito bene. Sì, perché quelli noti sono quelli che abbiamo visto, quelli che sono stati notificati, principali noti, per cui insomma tutti gli altri ne vengono bloccati tantissimi, perché tanti sono anche tentativi maldestri, no? Per esempio di phishing. Vedi, diceva il presidente Pestarino che loro tutti i giorni, no? Ne ricevono, e quindi però appunto un problema legato tanto al comportamento. Bisogna stare attenti perché non basta aver avuto un po' di informazione, bisogna cominciare ad avere un comportamento sospettoso nei confronti delle comunicazioni e dei dispositivi. Più alto perché non eravamo abituati prima, oggi abbiamo connesso tutto, anche cose che non erano connesse, per quello che c'è un problema sulla parte di operation technology, no? Perché le macchine avevano dei protocolli come gli SCADA, i PLC eccetera, che non erano fatti per essere connessi a internet. Quindi hanno delle loro vulnerabilità intrinseche legate al fatto che loro nascevano per fare un'altra cosa. Noi abbiamo connesso tutto perché questo ci aiuta, ci dà efficienza, ottimizzazione, i dati, possiamo fare analisi predittiva di guasto, cioè possiamo fare tante cose meravigliose, però chiaramente li abbiamo collegati, e quindi a quel punto, una volta che sono collegati, se tu ci accedi dall'esterno per andare a vedere se stai producendo tutti i pezzi che volevi fare in quella giornata, ci può anche accedere qualcun altro che ha rubato delle credenziali perché vuole cercare di danneggiare la tua azienda, e tanti infatti sono i sabotaggi fatti anche dal cybercrime a questo proposito. Bene, prego. Nel fenomeno del phishing, e gli errori sono voluti, gli errori ortografici e quant'altro, sono voluti nel fenomeno di phishing? E allora, oppure no? No. Nel senso che magari rischiano qualcosa di meno se creano degli errori perché così diciamo perché
Per esempio per le banconote lei sa che se lei riproduce una banconota con un errore c'è una pena minore per chi la fa rispetto alla banconota classica. Anche perché spesso, ahimè, poi chi sono gli autori di questi attacchi spesso non si scoprono. Perché poi chiaramente sono scatole cinesi e sono molto difficili da individuare. Quindi è proprio una cosa maldestra, un errore? No, non è una cosa maldestra, è che spesso vengono fatti con la traduzione automatica. Ah, ecco. Quindi magari nella lingua originale non avevano errori grammaticali, ma poi c'erano fino a poco tempo fa quei traduttori terribili che facevano un sacco di errori. Diciamo un po' maldestro, perché si crea l'errore perché non lo creano coscientemente, diciamo. No, non era fatto coscientemente, è fatto perché spesso c'era la traduzione automatica. Per quello che dico adesso, state attenti, sono fatti molto meglio. Perché adesso con le AI traducono bene. Per cui è difficile trovare degli errori proprio grossolani. Arrivano delle mail proprio con degli errori terribili, ortografici e anche molto riconoscibili, grammaticali, Infatti io fino a qualche anno fa, all'inizio del 2020, quando creavo gli attacchi di phishing, spesso mettevo poi l'accentata sbagliata con il punto interrogativo, mettevo l'errore sintattico eccetera, lo mettevo apposta perché le mail di phishing avevano soprattutto quello. E adesso non ne facciamo più così al centro di competenza, perché ormai insomma è difficilissimo che abbiano degli errori proprio grossolani. Qualcosa sì, ma molto poco, ahimè. Innanzitutto mi associo ad Antonio, grazie mille per questa presentazione, perché veramente dà la visione di tutto ciò che noi parliamo di cyber security a largo spettro. C'erano due curiosità più che delle domande. La prima è impressionante che il crimine della cyber continua a crescere a dismisura, però implicitamente uno si fa la domanda, cioè a livello di strategia, non so, nazionale, si stanno facendo le cose giuste o è arrivato un momento anche di ripensare, cioè tutti questi sistemi di digitalizzazione dovrebbero essere un po' moderati, perché altrimenti rischiamo di avere una crescita. L'altra curiosità è soprattutto grazie perché non avevo percepito che la NIS2, che a me sembrava un po' un peso per le industrie, ha anche l'altro dovere di accelerare la granularità con i quali si vengono a determinare questi tipi di cyber security. Però mi sembra che questo dovrebbe essere esteso anche in Asia e in altri paesi, perché altrimenti avremmo una divergenza di dati. Grazie mille. Grazie a te. Allora, per la NIS2 e per la strategia nazionale. Allora, NIS2 è molto onerosa, quindi non è un'idea sbagliata quella che ci siamo fatti, è molto onerosa e soprattutto perché noi, avendo tante piccole e medie imprese, e questa difficoltà di avere le risorse giuste è davvero molto impattante. È necessario, nel senso che io capisco che mentre NIS andava a impattare su un certo numero di enti e di organizzazioni e di imprese molto limitato, NIS2 estende molto questo ambito. Infatti sono tante le realtà preoccupate che in questo momento stanno cercando di adeguarsi, però è complicato e, come potete immaginare, in una delle prime cose, delle prime attività che bisogna fare, cioè quella dell'analisi della supply chain, c'è tutta la ricaduta sulle medio e medio-piccole. Addirittura ci sono studi professionali che sono stati impattati dall'analisi, per cui amici che mi hanno portato delle checklist dicendomi: io non so assolutamente cosa devo rispondere a tutto questo plico che mi è stato mandato, perché magari sono consulenti per grandi imprese che sono obbligate a richiedere garanzie di sicurezza, anche perché effettivamente scopriamo, andando a fare i cyber assessment all'interno delle imprese, che tante imprese fanno delle leggerezze
che non possono più andare bene nel 2025. Per esempio avere il wifi di casa con il figlio, la moglie che giocano, gli amici collegati al wifi, e avere lo studio nella casa a fianco che prende il wifi di casa. Ecco, insomma, o magari collegarsi alla rete aziendale. Ecco, queste possono essere delle leggerezze che costano molto caro, perché se sul computer, sul dispositivo del figlio c'è un malware, uno manda carte 48 la sua organizzazione. Quindi, insomma, o l'organizzazione per cui lavora, per cui è consulente. Quindi capite bene che ci sono anche delle responsabilità poi di una gravità enorme. Quindi invece riguardo alla strategia, diciamo che in questo momento la strategia sta migliorando. Intanto è cominciata dalla protezione, perché la protezione deve partire prima, deve partire dalla progettazione. Infatti quando si dice che un progetto deve essere sicuro by design, no? Significa che tu l'hai pensata subito, perché come sanno bene i tecnici, no, tra di voi, mettere poi un freno alla sicurezza e rendere sicura una cosa che non lo era di partenza è molto difficile, mentre progettarla e pensarla più sicura possibile da subito è un grande mezzo. Quindi ci sarà all'interno delle normative, c'è il Cyber Resilience Act che dà una specie di bollino con marchio CE di fatto, per cui tutto quello che verrà commercializzato a livello di hardware e software in Europa dovrà essere cyber safe prima di poter essere messo sul mercato. Quindi diciamo che si stanno intraprendendo delle iniziative che all'inizio, come adempimento da parte delle imprese, degli enti e delle organizzazioni, hanno, diciamo, uno scalino di ingresso rilevante, perché prima avevamo connesso tutto con molta leggerezza, ma una volta superato questo scalino ci renderà sicuramente più sicuri. Ci sono altre domande? Io ho due osservazioni da fare, chiarimenti più che altro. Allora, in genere quando si pensa agli attacchi informatici si pensa a una persona, a un criminale, a una persona che agisce in maniera negativa, con scopo di dolo. Oggi si usa l'informatica e i controlli attraverso questi processi, diciamo per cose normali, i governi per esempio. Il poter controllare quello che viene fatto in un altro Stato, eccetera. Quello non è di partenza delittuoso, è voler conoscere cosa c'è o cosa si fa. Questa è una prima osservazione e questo è un aspetto certo, ma è un po' geopolitico, lo stesso, come esatto, dicevi tu. ma è un po' lo stesso fine che hanno tante persone che hanno la loro realtà imprenditoriale e che vogliono verificare che tutto stia andando bene. Magari sono lontani e da remoto si vogliono connettere per verificare che la produzione vada bene, che tutto sia stato fatto come si deve, eccetera. Quindi diciamo che è il fine del digitale, no? Il digitale è stato fatto apposta per migliorare l'efficienza e l'ottimizzazione, per cui diciamo che è il suo fine principale. Poi chiaramente la connessione magari non accurata può creare delle vulnerabilità. Ho capito. I famosi hacker russi sono hacker di Stato in pratica. E infatti nella mia presentazione c'era a un certo punto quelli, diciamo così, gli attacchi sponsorizzati dagli Stati. Ci sono proprio degli attacchi, gli attacchi quelli relativi alla cyber warfare, quindi quegli attacchi che vi dicevo di guerra, sono attacchi sponsorizzati da Stati. Un'altra cosa, l'altro problema che mi sono sempre posto è i cloud. Oggi sono sempre più grandi, no? L'Apple ha il suo, e noi mettiamo tutto lì dentro. Tu dici il backup, mettilo sull'iCloud, eccetera, però fai una copia anche su di... Sono sicuri? Quanto sono sicuri questi cloud? Infatti c'è tutto un dominio della cyber security che è proprio relativo alla sicurezza del cloud. Diciamo così che se uno ha una piccola azienda, una realtà imprenditoriale, ha il suo server, ma non ha le competenze per tenere aggiornato il firewall, tenere cose eccetera eccetera, sicuramente è molto anni luce più protetto il cloud. Ma se invece una persona ha
diciamo anche la capacità invece di proteggersi eccetera, allora può avere un data center di riferimento. Le nostre pubbliche amministrazioni hanno dei data center di riferimento e hanno tutto, ma naturalmente gestito da esperti, specialisti della materia, quindi dipende, diciamo così, qual è il contesto di cui parliamo, per cui i cloud sono molto protetti perché naturalmente hanno tutta la loro protezione e dei tecnici a difesa, per cui è chiaro, è logico che naturalmente se uno riesce a entrare, come diceva prima la persona che è intervenuta parlando delle biblioteche e dei libri, è chiaro che se noi mettiamo tutto, digitalizziamo tutto, alieniamo il fisico e non abbiamo la possibilità, abbiamo messo tutto su un cloud, se questo database viene attaccato e viene compromesso diventa un problema molto grave. Perde tutto, certo. Bene, se non ci sono altre domande, io direi mi associo ai complimenti, ti ringrazio per quanto ci hai raccontato, per quanto ci hai esposto in maniera chiara, in maniera dettagliata. Speriamo che questo sia utile almeno per noi qui presenti e per tutti quelli che sono collegati via YouTube col nostro canale. E grazie ancora e grazie a voi, alla prossima. Grazie mille, Grazie. arrivederci. Grazie.